Si è svolta venerdì a Nuoro, nell'aula magna del Consorzio Universitario della Sardegna Centrale, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della seconda edizione del premio dedicato a Max Leopold Wagner, promosso da Sociedade por Salim Basarda in collaborazione con Papiros Ediciones, Ufficio Limbasarda, Consorzio Universitario e Istituto de Salim Basarda. Un premio dedicato al grande linguista tedesco che ha studiato in maniera scientifica il sardo e che ha redatto il dizionario etimologico sardo, che rimane una pietra miliare per chi si voglia avvicinare alla lingua sarda in forma scientifica. All'evento sono intervenuti Diego Corraine, ideatore del premio, il rettore emerito dell'Università di Sassari Attilio Mastino e il dirigente scolastico Bacchiso Porru, che ha presieduto la giuria. Gli onori di casa sono stati fatti da Fabrizio Mureddu, commissario del Consorzio Universitario. Il premio viene attribuito agli studenti che presentino la propria tesi in sardo o sul sardo. Secondo gli organizzatori si tratta di una modalità per sperimentare la lingua sarda in senso scientifico e moderno, ma anche per dare enfasi e riconoscimento alla ricerca in ambito universitario e incoraggiare i giovani ad approfondire gli studi su aspetti meno conosciuti della cultura sarda. La seconda edizione del premio, che prevede la consegna di un assegno di 500 euro, è stata attribuita ad Alessandro Becu, che si è laureato in scienze infermieristiche, e a Carmine Pintore, che si è laureato in lingua e letteratura moderna. L'evento è stato l'occasione per fare il punto sulla lingua sarda, sul suo presente e sul suo futuro. Una lingua, hanno sottolineato in una nota gli organizzatori, che aspira all'ufficialità e che ha bisogno di avere parole e termini in ogni settore dello scibile, ha bisogno di una lingua che conservi gelosamente la tradizione ma che si sviluppi verso la modernità come fanno le altre lingue. E sotto questo profilo l'università è un terreno favorevole allo sviluppo e alla pratica scientifica della lingua sarda.